Cari telespettatori, eccoci nel nostro angolo della finanza con il nostro esperto consulente finanziario Stefano Zara, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Angolo della finanza che apriamo ufficialmente da questa settimana, che dedicheremo ai vari meandri di questo mondo molto complesso a cui però dobbiamo abituarci a convivere in certo qual modo, anzi a penetrarlo sempre di più, comprenderlo, capirlo e starci dietro, perché è un mondo che in ogni caso ci va a condizionare la vita, l'esistenza, i nostri risparmi. Non stiamo parlando di poca cosa, abbiamo visto quello che è successo tempo addietro. Stefano Zara, perché siamo impreparati? Perché ci mancano le culture e le fondamenta la cultura e le fondamenta di base, oppure per altre ragioni, perché è troppo complesso perché un normale cittadino lo possa comprendere? Ma faccio un esempio molto semplice. All'inizio degli anni 90 apparivano i primi telefoni cellulari. E insomma, sembravano alieni quelli che li utilizzavano, no? E a noi è qualcosa di apparentemente fuori dalle nostre abitudini. E vediamo oggi che probabilmente abbiamo, credo, mediamente in Italia ci siano 2 cellulari per abitante. La stessa cosa per internet. All'inizio degli anni 2000 molti economisti dicevano che il fenomeno internet avrebbe avuto 6 mesi di vita. Oggi ha completamente permeato non solo l'attività produttiva, ma le vite di tutti noi. Insomma, noi vediamo l'esempio dei social. Cioè, l'evoluzione tecnologica impatta in maniera fortissima e determinante non solo l'economia, quindi, ma anche le vite di tutti noi. Questo ha un impatto nella vita familiare, nell'attività produttiva e quindi nel lavoro, ha un impatto ovviamente anche nella gestione del risparmio e nella finanza, non può essere diversamente. È stato uno dei temi cavalcati, temi centrali del Salone del Risparmio che si è chiuso la settimana scorsa, quello di un sistema interamente interconnesso che permette alle società che vendono prodotti di raccogliere migliaia, innumerevoli, infinite informazioni su ognuno di noi. Ecco, quindi peraltro l'occasione del Salone del Risparmio, no? Che quindi è stato questo grande kermesse, Sì. appuntamento in cui si pensava, che si è svolto a Milano, si pensava che l'attenzione fosse incentrata sulle modalità di far rendere, far fruttare il proprio denaro, oppure il famoso risparmio di un tempo. Sì. E invece c'è stata una sorpresa. Ma sostanzialmente non si entra più nel merito di ti do qualcosa che rende quanto, ma si cerca di cambiare in maniera quasi paradigmatica, cioè l'impostazione di ognuno di noi come risparmiatore. Cioè, non esisterà mai più un rapporto tra me e la banca come un qualcosa come un luogo in cui vado a comprarmi qualcosa che mi rende con una buona certezza tanto, o quello che io prefiguro di mia soddisfazione. Esisterà un luogo in cui io parlo dei miei bisogni, delle mie esigenze, e dall'altra parte qualcuno, in base alla sua preparazione specifica, mi darà dei consigli su come mettere i miei soldi sostanzialmente. Il risparmio, lo insegnano anche a scuola i bambini, è quel denaro che io non uso oggi per comprare, per vivere, e lascio in banca perché come luogo che mi dà sicurezza che lo detiene. La scelta degli investimenti è un passo successivo. La scelta degli investimenti è mettere i soldi in attività finanziarie che seguono poi l'andamento dell'economia, Certo. con un'aspettativa di rendimento che oggi non è più quelle che avevano i miei genitori o neppure quelle che potevo avere io 10 anni fa. Tutto è cambiato, anche noi addetti ai lavori viviamo il cambiamento in maniera ansiogena. Poi è difficile anche trasferire la calma al cliente, perché la finanza, più di qualsiasi altra attività, risente dell'oggi e anche delle aspettative di domani, cioè interiorizza i cambiamenti, le preoccupazioni, gli andamenti, anche le esplosioni di euforia della società. E tutto questo in un mondo che cambia a una velocità sconosciuta rispetto al passato. Ecco perché digitalizzazione estrema, e quindi come va a interagire questo sistema virtuale che ormai ci pervade in ogni momento, anche nel discorso degli investimenti della finanza, e qual è il rischio anche? Che oggi chi vende prodotti e servizi può disporre, attraverso la globalizzazione che consente a ciascuno di noi di accedere a delle piattaforme dati, può accedere
a maniera diretta o indiretta, a informazioni importantissime che aiutano a vendere prodotti e servizi. Queste informazioni, vediamo dallo scandalo di Facebook, possono essere addirittura individuali, cioè io so tutto di Mario Rossi o comunque so alcune cose di Mario Rossi legate anche alla sua vita privata, o possono comunque, com'è nella maggior parte dei casi, invece essere informazioni di carattere generale, cioè dicono in maniera statistica dei consumi di certe fasce anagrafiche, oppure dei miei consumi o delle mie preferenze in termini di quante volte accedo, quante volte compro libri online, quante volte dove compro le mie scarpe sportive, quali sono le mie passioni per la musica, perché se ascolto Spotify che tipo di musica scarico, cioè dicono di me alcune cose in termini di consumatore. Tante più informazioni il mondo di chi vende ha su di me, tanto più mirate sono le azioni per vendere o per dare o mettermi a disposizione. Quante volte io accedo a siti di piattaforme di ricerca e subito dopo ricevono indicazioni su prodotti che ho appena Assolutamente, ricercato. questo Questo meccanismo dilatato e utilizzato da società di analisi che acquistano questi dati consentono a queste stesse società di mettere a disposizione o di fare delle proposte commerciali di vendita mirate e efficaci. Insomma. Quali sono i rischi a questo punto? Perché poi ci sarà parlato anche in qualche modo di rischi del sistema, no? Ma Visto che abbiamo il i rischi caso sono stati... Facebook che è esploso di recente, tra l'altro destabilizzato non poco. I rischi si corrono perché stiamo navigando noi, ma anche gli stessi attori, quindi le stesse società, stesso Facebook, che stanno navigando in territori che erano inesplorati e anche in cui la normativa, adesso si parla di mettere dei paletti, di mettere delle restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali su Facebook e quant'altro, ma ci dovevamo anche chiedere prima come mai una società che non mi chiede denaro si prende a carico di custodirmi fotografie, messaggi, testi, video. Se lo fa gratis, qualcosa in cambio dovrà pure ricavarne. Ci dovrà essere il guadagno. In questo caso, molti dicevano è la pubblicità che... non può essere solo pubblicità. Facebook incarna una grande utopia. Il suo fondatore, detto Facebook, è nata rincorrendo un sogno, quello di mettere in comunicazione le persone, di creare un ambiente in cui la comunicazione fosse facile, fruibile, libera e potesse essere la più ampia possibile. C'è un filo molto sottile che divide sogno ed incubo, questa utopia può sconfinare dall'una e dall'altra parte, insomma. Quello che si chiede alle persone è di farne un uso responsabile. Insomma. Troppi paletti, secondo me, snaturerebbero la logica stessa dell'ambient Facebook, però i rischi che si corrono sono quelli che abbiamo visto in questi giorni. Insomma, consapevolezza che quando si entra in questi mondi, qualsiasi elemento, qualsiasi dato, qualsiasi valore venga inserito, opinione o quant'altro, non resta così, nel nulla, non si volatilizza, non è come la carta che poi la bruci e perdi tutto, o le parole, verba volant, che poi se ne vanno. Adesso tutto viene registrato, programmato, inserito e valutato. Monetizzabile quindi, come fonte anche di investimenti. Sì, ma solo per gli speculatori oppure anche per i cittadini? Diciamo per ognuno di noi. Queste fasi pionieristiche hanno delle grandi aperture idealistiche, no? dei grandi slanci di entusiasmo, dei grandi sogni che sembrano materializzarsi e delle fortissime controindicazioni perché essendo accessibili a chiunque non fanno differenza tra chi ne fa un uso consapevole e ponderato e chi ne fa un uso impulsivo. Poi quando capita che qualcosa non va, quando si perde il controllo, allora ce la prendiamo con il legislatore che doveva... Facebook è un grande spazio aperto, bisogna come in tutti gli spazi aperti, come a tutti i luoghi dove sembra che ci siano delle grandi aperture di libertà,
c'è bisogno di grande buonsenso. Questo buonsenso non può essere imposto per legge. Attenzione che troppi paletti, adesso si grida un po' al lupo, no? Il fatto di mettere in piazza la propria vita espone dei rischi, ma questo lo espone in qualsiasi caso, sia che si utilizza Facebook, sia che si utilizzi altri tipi di strumenti. Cioè non possiamo chiedere alla società di essere poi anche controllatrice o controllore di situazioni troppo personalizzate o personalizzabili. Questi grandi... Insomma, non esiste la riservatezza, è un grande fratello, se ne entra consapevolmente, no, sì. bisogna farlo consapevolmente, insegnare ai magari più giovani questa consapevolezza, anche se magari non ce l'hanno, non hanno ancora questa percezione, perché poi quello che si inserisce resterà per sempre, quindi Sì. sarà scritto a lettere cubitali. Siccome mancano veramente un minuto alla conclusione, in queste giornate del risparmio, poi dedicheremo ancora spazio naturalmente a questi mondi, che cosa che l'ha colpito in modo particolare? Quale suggerimento, quale novità, se c'è stata? Ma da una parte questo questo nuovo big data chiamato petrolio è un mondo che aprirà a nuove professioni, E questo è creerà importante. nuovi posti di lavoro e aprirà nuove opportunità. Certo è un libro non scritto ed è una strada ancora di terra battuta, quindi, ma le opportunità che sta aprendo stanno cambiando sicuramente il mondo dei servizi, ma il mondo anche della produzione. Il mondo anche della produzione. In che termini? Ma faccio degli esempi molto banali, nel mondo questa libera circolazione, ecco, che non riguarderà solo il gossip, ma pensiamo al mondo della scienza, al mondo medico, la possibilità di fare diagnosi in tempo reale in punti diversi del pianeta, avere un consulto medico in tempo reale con un ospedale inglese piuttosto che uno francese, piuttosto che uno americano, consente una diagnosi precoce, tempi molto ristretti per la cura di certe malattie, lo scambio di informazioni scientifiche, questo nel campo della scienza. Quindi potrebbe cambiare veramente i nostri l'evoluzione presupposti. delle stampanti 3D consentirà di fare una diagnosi a Padova e farsi fare la protesi in un laboratorio Chissà inglese, dove, insomma, quindi questo toglie i confini avere un ulteriormente. concerto. Questo nel mondo scientifico si vedono solo possibilità. Certo, poi della finanza bisogna stare un po' attenti. La finanza è altro mondo. Sì. Ecco, benissimo. Allora, grazie a Stefano Zara, questo si intuisce, ci fa capire che in certi ambiti è meglio essere accompagnati da qualcuno che se ne intende, che la mastica meglio, no? Quindi questo gli esperti a volte servono a qualcosa. Torneremo insieme anche la prossima settimana con un altro capitolo. Grazie al nostro ospite, grazie a voi di averci seguito e chiudiamo la nostra puntata. Buonanotte. Arrivederci.